abbiamo potuto verificare che almeno un portellone era certamente aperto ed assicurato alla fiancata della nave. Rimane il dubbio per un grande portellone posteriore che invece sia aperto. Dobbiamo valutare questo aspetto tecnico, che però è importante ai fini della qualificazione della posizione. Noi non siamo in grado di confermare con precisione l'ordine delle vittime, però le caratteristiche del battello, il fatto che molti corpi si trovino nella stiva inferiore e quindi era effettivamente piena, così come hanno indicato i testimoni, il raffronto con altri casi analoghi, un peschereccio molto simile a questo, appena un po' più grande ma molto simile, aveva a bordo 878 migranti l'anno passato, quindi facendo un raffronto tra ciò che ci dicono i migranti, che dicono che erano 1200 in attesa di essere imbarcati e che arrivati a circa 800 non ne entravano più e quindi il barcone è partito carico all'inverosimile, abbiamo avuto una conferma della possibilità del fatto che ciò è realistico dall'esame del battello e quindi riteniamo che una cifra di molte centinaia di vittime non sia fuori di resto.